Il reportage di Lirio Abbate e Gui Chiappaventi per la 7 sull'uomo nero Massimo Carminati, il viaggio in Mauritania di Domenico Quirico per la Stampa nelle terre d'origine dei migranti, quello tra gli imprenditori del nostro Veneto di Domenico Iannacone. Sono i 3 lavori vincitori della prima edizione del premio per il reportage Goffredo Parise, che ha portato a Treviso alcuni dei nomi più conosciuti del giornalismo d'inchiesta italiano. Ovviamente il Comune Sagarera si è molto adoperato perché la figura di Goffredo Parise apparisse non nella narrativa o nel romanziere, ma bensì nel reportage, che noi consideriamo la parte veramente nobile del giornalismo. Per la sezione Valori del Veneto, Ascom ha voluto premiare la rivoluzione industriale di Iannacone. Ho trovato assolutamente centrato rispetto a ciò che noi siamo davvero e che non riusciamo a raccontare in profondità. Ho trovato una sensibilità e una capacità di lettura che, essendo lui abruzzese, insegna a noi un nuovo modello di storytelling. All'interno del documentario c'è la parte iniziale che racconta questa fortissima difficoltà che c'è stata con atti estremi da parte di molti imprenditori che non ce l'hanno fatta a perdere la dignità, perché la dignità del lavoro qui si entra nel meccanismo delle famiglie, della vita delle persone. Qui dentro, se tu perdi il lavoro, in qualche modo è un fallimento della propria identità. Il premio Parise era doveroso perché Parise è un grande figlio di questa zona e il suo ritirarsi sulle rive del Piave fino a che è morto praticamente è una grande prova di attaccamento alla terra. Qui si coniuga una gentilezza dell'animo, una tradizione artistica e culturale immensa, la bellezza, la dolcezza del paesaggio, i fiumi, le pianure, le montagne sullo sfondo. Insomma, non si può chiedere di più.